È ormai chiuso da 2 anni il Palacongressi di Agrigento e per renderlo nuovamente agibile e fruibile occorrono almeno 850.000 euro. Questa è la spesa prevista dai tecnici del Genio Civile a seguito degli ultimi sopralluoghi e comunicata all'assessorato regionale alla presidenza della regione siciliana, regione che al momento è proprietaria dell'immobile e che ha inserito già da tempo il Palacongressi tra i cosiddetti gioielli di famiglia in vendita, ma ad oggi nessuno si è fatto avanti. Arriva invece adesso l'interessamento da parte della Camera di Commercio di Agrigento a gestire la struttura, ovviamente dopo che questa sia rimessa in sesto. Ad affermarlo il presidente Vittorio Messina, che intende aprire un tavolo tecnico per affrontare il problema Palacongressi e trovare una soluzione per la sua riapertura, come quella di una gestione condivisa tra privati. Adesso, spiega Messina, occorre individuare quali sarebbero i costi di gestione e quali dovrebbero essere i mezzi per avviare un'attività che faccia del Palacongressi un valore aggiunto su questo territorio. Era agibile e fruibile fino al 10 novembre 2012. La gestione del Palacongressi era affidata al Comune ed ha quasi sempre presentato bilancio in rosso. In questo tempo la chiusura della struttura ha fatto sì che le varie manifestazioni storiche per la città dei templi andassero annullate o spostate altrove lontano da Agrigento. Questo è un dato di fatto, ma anche il grido d'allarme lanciato da Francesco Picarella, presidente di Federalberghi Agrigento, ed Emanuele Farrugia, titolare di un'impresa che si occupa di congressistica. Il Palacongressi di Agrigento era stato inaugurato nel 90 in tandem con quello di Taormina. Ad oggi le due strutture sono accomunate dallo stesso destino, entrambe chiuse. La sede di Agrigento è in grado di ospitare 1.400 persone, ad accogliere convegni, seminari, workshop, mostre, esposizioni e spettacoli teatrali. Vanta, oltre alle sale congressi, 1.800 metri quadri di spazi espositivi ed un ampio parcheggio. Adesso, per ritornare alla sua attività al Palacongressi, come detto, occorrono 850.000 euro, un nuovo proprietario o gestore della struttura.